La preoccupazione è molta su questa situazione, che se ne parla da mesi. Questi dazi sembra il 15%, si parla anche del 30%. Basta il 15% perché la preoccupazione sia un danno per le nostre imprese, per i nostri collaboratori e per il nostro territorio. Dobbiamo pensare che l'America è il terzo mercato per il nostro Veneto e per l'Italia, con il 9,2%. È il D-Day dove la D sta per dazi naturalmente e la cosa preoccupa tutte le attività produttive della regione. Il timore è che i danni siano molti per l'economia del territorio. La CGA di Mestre ha stimato in 2 miliardi di euro l'anno la perdita per le attività venete. L'export è importante soprattutto in province come Vicenza e Treviso, perché il grosso dell'export negli Stati Uniti è concentrato nei macchinari e queste sono due province insieme a Padova che hanno un grande ruolo in questo settore, per cui possiamo parlare di almeno 4 volte le imprese, almeno 1600 imprese colpite direttamente e un numero di dipendenti che supera i 20.000 direttamente. Ma guardate che il grosso è davvero l'indotto in tutto il Veneto. Non solo gli artigiani ma anche gli agricoltori sono in fibrillazione, un mercato, quello a stelle e strisce, che vale 8 miliardi di euro l'anno per il comparto agroalimentare veneto. Dalle stime che noi abbiamo, l'applicazione di questi dazi comporterebbe a una riduzione del valore delle esportazioni pari a oltre 1 miliardo di euro. Tra questi, uno dei settori maggiormente colpiti sarà quello vitivinicolo. Abbiamo la vendemmia che è a ridosso e alle porte, è una vendemmia di forte preoccupazione. Gli agricoltori inoltre esprimono soddisfazione per il tavolo di crisi aperto al Ministero dell'Agricoltura per togliere i dazi al comparto. Le associazioni di categoria tutte chiedono aiuti a breve termine da parte del governo. L'aiuto avviene attraverso, ad esempio, una energia che abbia un costo minore, ma soprattutto che ci sia un sistema che vada ad aiutare le imprese a semplificare quella che è la burocrazia e quindi diventi un aiuto per tutti noi. Per gli artigiani la politica deve guardare anche oltre e aiutare gli imprenditori a trovare nuovi mercati. È finito il tempo dell'imprenditore che parte da solo con la valigetta. Serve che qualcuno lo accompagni in quel paese e poi l'imprenditore con la valigetta farà il suo lavoro. Però servono strumenti finanziari, serve promozione, serve un accompagnamento del sistema bancario, ma soprattutto delle istituzioni, delle fiere, creando degli incoming che portino in Italia imprese di altri paesi.